Allora, non abbiamo preparato una carta d'identità perché dovevo leggerla. No, non c'è. perché sono un gruppo, direi, appena nato. In realtà sono 5 anni, dal 2010 che stanno insieme, non sentimentalmente parlando, visto che domani è San Valentino, ma professionalmente parlando, con una passione che si snocciola ovviamente attraverso le loro attività private, cioè il mestiere che li fa vivere, ma con grande capacità di saper attirare pubblico e affascinare, soprattutto impressionare, perché hanno questa caratteristica del fare gli stuntman. E allora potremmo dire proprio tipo una carta forbice, Sì. sasso e quant'altro. La cognata poco fa Salvatore vince, quindi perra serra sasso vinci. Chi vince? Eccola qua la squadra, Ecco il gruppo. eccolo qua il gruppo. Salvatore Vinci, se non l'avete notato, è quello dietro con i capelli, esatto. Una vecchia conoscenza della nostra trasmissione. Buongiorno a tutti. Buongiorno ragazzi, bentrovati. Buongiorno. Allora, in realtà è davvero l'unione di 4 professionisti dei motori, insomma delle 2 delle 4 ruote. Chi mi racconta come nasce, così almeno capiamo? È il Mike oppure Giampaolo? Che dire, ci siamo trovati perché tra scalmanati prima o poi ci si ritrova. Qui usate anche aggettivi del genere, qualcuno è molto scalmanato. Addirittura. Io ho conosciuto, non lo indico chi. Beh vabbè, guarda, l'abbiamo già avuto come ospite, abbiamo già visto quel mignolo che ormai tocca il polso, insomma, quindi ecco, qualcuno che si è già divertito a rimetterlo a posto. È scalmanato, molto originale. Molto originale, giustamente. Niente, io personalmente conosco Luca già da quando eravamo ragazzini, poi ho conosciuto questo scalmanato e poi ho trovato a Giampaolo e poi ci siamo trovati. Sarà il più riflessivo del gruppo. Abbiamo detto i cognomi, però per essere precisi parlava Michele Serra e il Mike, e poi dietro di lui in ordine proprio c'è Gianluca Perra, Giampaolo Sassu qui alla destra del Mike, e dietro Salvatore Vinci, ma si evince che vince lui, chiaramente. Allora, tra 2 ruote, quad e macchine e mezze macchine, perché ho visto qualcosa, ho visto una mezza uno che girava guida tutto. Luca guida tutto. Per far capire a casa di cosa siete capaci abbiamo preparato una bella clip, lo ha fatto il DJ Fabietto come sempre, ottimo compagno di viaggio, è uno proprio smart, a proposito di auto, smart anche nel capire cosa mettere insieme e soprattutto le musiche anche da usare. Molto bella questa clip, vediamola dai, poi torniamo in studio. The place, this turn up the place. How fun? How we ablaze the fire, make it pon them. We mash up the place, this turn up the place. And make some sound, boy run. And fun, relax. Ablaze the fire, make it burn them.
Bene, si divertono così questi 4 giovanotti. Beh, la domanda è sempre questa. Fantastico. Bravissimo, la domanda è sempre la stessa. Ma come avete cominciato? Perché di Salvatore abbiamo saputo, ognuno di voi poi ha fatto pratica attraverso, credo, i propri mezzi, motorini, macchine, mezze macchine. Il microfono, se ce l'hai, passiamolo a Luca, così almeno partiamo da lui, visto che è l'unico delle 4 ruote. Anzi no, in realtà no, perché anche Giampaolo quelle 4 che ha sono sul quad, quindi... Ho sempre avuto la passione per i motori già da piccolino, poi mio padre avendo l'officina. C'è un comune denominatore di officine meccanici e quant'altro? No, per Michele per esempio il Mike no, prego. Niente, sempre avuto la passione per i motori, poi mi sono fatto la patente, diciamo, ho cominciato qualche sgommatina qua e là. Perché la patente ti dava la possibilità di fare qualche sgommatina. Qualche sgommatina. Perché prima non c'aveva la patente, non poteva fare le sgommatine. Prerogative peculiari della persona. Quindi si andava nel parcheggio di turno a vedere un po' come far funzionare al meglio la propria macchina. Esatto, sì. Poi niente, a 2 ruote ho cominciato quando ho conosciuto Michele Pilia, che mi ha portato a fare un giro su 2 ruote in pista. Allora mi è piaciuto. Michele ha anche il record sulle 2 ruote. Quante ore è stato? 13 ore a girare intorno allo stadio Sant'Elia su 2 ruote. Poi se ce la faremo verrà anche Michele più avanti. Prego. Sì. Niente, da quando sono salito con Michele ho avuto anche questa passione della macchina su 2 ruote. Pensa che anch'io sono salito con Michele, ma me ne sono guardato bene di cominciare a fare qualunque cosa di questo tipo. E niente, poi ho conosciuto a loro e siamo diventati un gruppo molto unito. Quindi Giampaolo, se vuoi agevolati pure il microfono. Gli spettacoli che fate quindi li fate completi in formazione a 4, cioè ognuno parte dalle proprie prerogative. Come si svolge uno spettacolo vostro? Dove vi esibite? Ci esibiamo in varie manifestazioni, motoraduni, feste anche paesane, sagre. Io ho visto prima un'immagine di credo il Mike con quella Kawasaki, forse cos'era, che però aveva uno spalto di non so quante. Quello era il Tour di Sport a Cagliari. Perché c'era una valanga di gente, c'era un sacco di gente, quindi Sì, niente, comunque piazze o ovunque dove ci chiamano, anche comunque discoteche. Discoteche? Sì, discoteca. Dentro la qualcuno discoteca. è entrato anche in discoteca. Ma come è entrato? Secondo voi chi può essere entrato? Salvatore Vinci, secondo me. Non lo indichiamo. Salvatore, scusami, come mai? Perché sei entrato in una discoteca? Sono andato. È acceso, prego. Ok, sono andato a trovare Giampaolo, eravamo nella zona di Bosa, c'era una mostra di un nostro amico che costruisce telai, chopper, queste cose qui, Christian, che salutiamo. Mi ha detto dai, porta dentro la moto, perché avevamo una manifestazione il giorno dopo dentro la discoteca. Ho detto vabbè, sì, ma vieni pure con la moto accesa. Io sì, moto accesa, ok. Sì. Poi sono entrato e c'era il titolare, ma la moto non è che vuoi fare una sgommata qui? Io sì, ma c'è tutta la gente, ma li faccio mettere un po' lì col DJ. Ho iniziato a sgommare, hanno spento il fumo del DJ, ho iniziato a fumare la gomma e ci siamo divertiti all'interno della discoteca. E l'unica poi si è ripetuta come manifestazione irriverenti. Tante altre manifestazioni private. Va bene. Ora Luca ha detto sono salito in macchina con Michele e da lì, però è ovvio che la base da autodidatti o da appassionati possa essere interessante. Michele me lo puoi raccontare tu, Luca, oppure tutte e due, chi vuole, però poi ci vuole lavoro, la tecnica e quant'altro. Quali e come si arriva, quali passaggi e come si arriva poi ad avere quella confidenza col mezzo per poi permettersi di fare quello che fate voi? Prima di tutto io penso che se uno non ha dentro queste cose non ci può provare quanto vuole, che non ci riuscirà mai. Cioè deve avere quale? Dentro la base è la spericolatezza, devi essere predisposto e devi essere coraggioso anche, ovviamente. Te sia chi a volte che è coraggioso. Ancora se non ce l'hai dentro sicuramente non vai da nessuna parte. Ti puoi allenare quanto vuoi, provare, fare, ma quando arrivano le cadute, quando arriva il risultato che ti aspetti e non era proprio quello, lì molli. Quindi se ce l'hai dentro continui, se non ce l'hai dentro ti stoppi. Quindi ognuno di noi penso che sia portato per quello che fa
dopo, anzi vi faccio subito una domanda prima di andare in pubblicità, questa vena pazzoide che deve essere poi nel DNA di tutti e quattro voi, come si riesce a far convivere nella vita di tutti i giorni, cioè nel senso con le vostre fidanzate, mogli, che saranno lì comunque in qualche modo, in qualche caso ormai rassegnate, ma anche con un po' di patema, cioè quando vi vedono dice oddio, speriamo che vada tutto bene oggi, perché è chiaro, un minimo di rischio c'è sempre, no? Sì, certo. Giampaolo, se vuoi... No, diciamo che la cosa più bella è rendere felici le persone in questa situazione. Ok. Il tutto lo facciamo, sì, siamo prima spericolati, questi istinti il tutto, però comunque il tutto è fatto sempre con la testa. Niente, siamo allo stesso tempo anche prudenti. Quanto ti alleni col quad? Diciamo che le possibilità di allenamento sono tante, sì, il lavoro è anche altro, il tutto viene un po' limitato, però quelle 2 volte, 3 volte alla settimana riusciamo a farlo. Sì. Cosa fate nella vita normale? Salvatore, ricordami, tu sei un imprenditore. Aspetta. Facciamo trasporti e bonifiche di amianto Bene. nel settore. Giampaolo? Sì, un agente di commercio. Agente di commercio. Io Michele? manutenzioni. Luca? C'è un'officina meccanica e soccorso stradale. Quindi ragazzi, cioè, insomma, alla fine Sì, è tutt'altro proprio. sono tutt'altro dinamiche sociali che confliggono con questa Però mi piace, ma il bello sta lì passione. secondo me proprio. Michele Piglia fa le consegne di Così, gelati. ma su 2 ruote le fa lui, giustamente, perché se le facesse dritte sarebbe anche Michele il Mike. La follia del brivido governa Le sue questo manutenzioni gruppo. le fa attaccate con un piede alla moto e un altro. Ma potete annoverare anche Matteo Bruno, perché Certo, lui guidava sì, posso dire, sì. una moto, Sì. e sovente era spericolata anche lui. Sì, l'ho venduta subito, infatti. Detto questo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco perché io non sono così bravo, l'ho venduta per altri motivi in realtà, che era quella del non utilizzo, cioè non la usavo poco. Ci sono seduto No, anch'io. però mi ricordo di un anno che sono andato a cena da quest'uomo, Sì. una sera, e non avevo la moto, ero in scooter con l'infradito. Ricordo molto Ho bene. fatto 2 curve dopo la cena, sarà stato forse anche il contenuto, diciamo. Sì, governato dall'alcol, lo È devi partito dire, lo scooter, governato è partito dall'alcol. lo scooter e è atterrato sul Sì, mio impennato. piede con l'infradito e me lo ha strisciato tipo per 10 metri. Sembrava avessi le stigmate al piede, insomma è stato un bel momento. Ha avuto Anche una forte abrasione. Mi rialzo da solo, Questo è bello. mi rimetto sullo scooter perché ho detto oddio, un male pazzesco tra ginocchio e piede. Mi fermano i carabinieri pensando che avessi rubato lo scooter. Ho detto sanguinante, ho detto, scusate, ma vabbè. Poi gli ho detto no, guardi, sto andando all'ospedale perché mi sono. Lasci qui lo scooter, chiamiamo l'ambulanza. Ma se sto andando io, non ho chiesto niente, ma perché dovrei fare sta cosa? Vabbè, Senti, che marca era? che marca era? Era di tua sorella la marca. A tra poco, grazie. Ah, quanto è triste Ma sta quanto è pantomima bravo che lei fa con Paolo. Ma che mamma persona mia. meravigliosa. Il lunedì, no? Mi Allora, dà c'è sempre un il sole. calendario, scusate se lo faccio vedere, non è assolutamente nessun, non c'è scopo di lucro qua dietro, è solo a merito del fatto che la moglie di Salvatore, che ha realizzato questo calendario, ha messo insieme un bel po' di foto e credo un po' tue, forse anche vostre, un po' di tutti. Tra l'altro il 25 febbraio è il compleanno di Salvatore Vinci, vedo qua una rosa o rosetta, insomma una margheritona che lo evidenzia. Il 25. Il vostro compleanno quando è? C'è vediamo. scritto qua sopra? No, perché sappiamo. Ah, non l'ha messo, vedi? Adesso passate il microfono a Salvatore. Hai fatto i tuoi interessi, voluto- quindi Così con la scusa per non fare i regali, capite? invece loro se me li evidenzio. gliel'hai chiesto il regalo. Bene, torniamo a quello che sono ovviamente le vostre peculiarità. La moto, la macchina, ma tutto quello che fa un po' rumore appunto, bravissimo, ben preceduto Giampaolo, vi piace e cosa scatena nel vostro DNA il solo accendere un motore? Adrenalina. Si eccitano questi. Assolutamente. No, non nel Adrenalina senso. siccia. Siccome Matteo è un baldracco mediatico, lo dico io. Lui ci gioca. Allora siamo altri 4. Vedi? Sì, eccitare vuol dire che ha provato una voglia irrazionale, inusitata da coinvolgere parte della vostra vita. Non intendevate. Parli al microfono Sì, ogni lo tanto so. che sarebbe bello. Chiedo scusa. Va bene, allora avete capito che io per andare in paradiso mi sono No, come sapete? Se tu a collare il vecchio. No, l'onere ce l'ho io per Quindi andare in paradiso. l'adrenalina è la prima cosa e dopodiché però tu per esempio abbiamo visto
riesci a scendere da una moto mettendo il cavalletto ancora quando non sei sceso, fare una capriola in volo e buongiorno a tutti, eccomi qua, sono il Mike. Dove ti alleni per fare queste robe? Cioè in cameretta? No, non credo, appunto. Uno spiazzo dove mi alleno quasi quotidianamente, e quello è frutto di un allenamento intenso e di tante cadute. Molto meticoloso. Appunto, io quello voglio sapere, prima di arrivare al bello che abbiamo visto nel video e tutti gli spettacoli che fate con il grande applauso sempre a scena aperta del vostro pubblico, ma quante tramvate, Salvatore l'abbiamo già capito, ma quante tramvate avete preso? Cioè, in macchina magari meno perché, o no? Poche perché sei riparato, anche se si cappotta la macchina, si cappotta comunque su 2 ruote, ma in moto e nel quad tantissimo. Attenzione, noi adesso io chiedo alla regia se mi recuperate, tra l'altro Fabio so che stai operando, se riesci poi dopo anche, siccome ci teneva e l'ho capito, il video di Luca vestito da sposo che ce lo ha mandato. Bellissimo. E quindi meritevole anche la sposa di essere vista a quel punto in quella situazione, perché anche vestiti da sposi vi siete sposati su 2 ruote? Su 2 ruote, sì. Oddio. E il prete è seduto dietro. Ma vero? No. Scusa, questa cosa. Ma davvero? Abbiamo fatto un video sì, vestiti da sposi. Ecco, molto bello. Questa è la figata, adesso poi lo andremo a recuperare prima della fine. Il quad non è una roba proprio così che uno ha in casa sempre, cioè è la moto che si usa solitamente per fare la gita turistica, l'escursione turistica. Sì. Il pensiero che fosse diverso dagli altri, la scelta del quad, cioè nel senso avere un mezzo che faceva la differenza anche su base di mercato, se vogliamo parlare diciamo così. Che io sono nato dalla moto, ecco, okay. Il quad è nata una passione casualmente un giorno ho noleggiato questo mezzo in escursione, mi sono un po' appassionato e l'ho trasformato comunque, ci ho giocato un po' e ho pensato che fosse adatto comunque per fare delle evoluzioni. E niente, ci sono un po' riuscito. No. Lo studio delle evoluzioni vanno a beccare ciò che è repertorio, diciamo, comune di tutti, o come per esempio, adesso non lo so, si studia un numero in particolare per un po' rendere unico il proprio momento? Sì, diciamo che ognuno di noi perfeziona o manipola manovre già esistenti oppure ne inventa altre, diciamo che è frutto della fantasia, freestyle, stile libero, certo. Ognuno di noi si muove, cerca di esprimere tramite i nostri movimenti quello che è anche da un punto di vista proprio dell'anima, certo, della persona. La fantasia. Abbiamo detto prima tramvate, tu Michele cambiamo domanda. No, voglio fare l'elenco tante. la tua cartella clinica. Tante troppe. E qualcuno mai ti ha detto smettila. Ma basta adesso. Il dottore. Il dottore, direttamente il dottore. Nel frattempo stiamo vedendo queste immagini sempre bellissimo. di Luca. Poi ripeto, Fabio, siamo già anche lunghi. Sempre qui? Forse ci sono quelle vestiti da sposo? Sì. Ecco, ok, queste sono le immagini giuste. Allora ha acchiappato. Questo è conservato. Questo mi sembra di conoscerlo, eccolo lì. C'è sempre lui. Anche rivolto di schiena e con è sempre lui, la posa. Mamma mia, quanto è difficile. Eccoli vestiti da sposi, eccoli, che meraviglia, guarda. Oh, grazie. Bene, io direi che siamo un po' lunghi, quindi ci sono spettacoli da qui in avanti che vi vedranno protagonisti? Possiamo dare delle date oppure ancora? Ma date ancora certe no, però comunque sia siamo già stati contattati, aspettiamo delle conferme perché in questo periodo in genere veniamo attira contattati. Tutto questo mondo, diciamocelo chiaramente. In effetti è affascinante. Dai, è affascinante. Spericolato ma affascinante. Bene ragazzi, io felice di avervi avuto e soprattutto questo. È chiaro che parlando in 4 c'è un po' meno per tutti, però era bello avervi tutti. Sì. Quindi grazie di cuore a Mike, Giampaolo Sassu, grazie. Luca Perra e Salvatore Vinci. Grazie di cuore a questo gruppo di stuntman sardi che sicuramente fanno la differenza e che divertono e divertiranno ancora, a parte le cartelle cliniche e il dottore. Detto questo, grazie all'uomo, l'unico uomo che è uscito dal programma più bello che io ho visto nella vita e che credo abbia cresciuto me, ma forse anche i ragazzi qui a fianco a me, cioè i Muppets. Grazie al presidente Mameli, grazie a Cristian Manca, a Gigi Perra, Stefano Perra, DJ Fabietto. Ci sentiamo
lunedì mattina e ci vedremo lunedì mattina, ma il meglio della settimana vi aspetta domenica alle 21. Ciao alle 8, cari amici telespettatori, sempre qui.